Che fossero cittadini virtuosi lo si sapeva, gli abitanti della montagna sono per loro natura attenti e risparmiatori, nessuno spreco, poche le spese eccessive, quanto al gruzzoletto sono fedeli al deposito in banca o in posta, comunque sia vicino a casa. Ecco premiata tanta parsimonia dalla classifica del giornale degli industriali. Oggi il Sole 24 Ore piazza al primo posto in Veneto il risparmio Made in Belluno, che cresce del 7% rispetto agli anni passati. Per gli addetti ai lavori non è una sorpresa. Non sono stupito di questa situazione. È un segnale indubbiamente positivo, direi che per chi voleva fare una banca a Belluno sarebbe stato il giusto coronamento di una sorta di ispirazione, nel senso che il fatto che le persone, i cittadini, l'ambito della nostra valle produca risparmio è sicuramente una cosa positivissima. Devo dire che da parte degli anziani c'è sempre una grande propensione al risparmio. Invece noto che c'è anche una certa difficoltà a risparmiare. Il risparmio di Belluno batte anche l'invidiata Bolzano, ma c'è anche chi, in tanto virtuosismo, legge un lato negativo. Poco coraggiosi i bellunesi da non aver creduto in una banca tutta loro. La gente sta molto alla finestra, chi vive nei nostri paesi guarda sempre dove mettere il piede prima di iniziare qualsiasi tipo di attività e così via. Speriamo che oggi, capito che siamo bravi a risparmiare e avendo l'opportunità offertaci, in questo caso da Banca Prealpi e quindi dagli amici trevigiani più spregiudicati di noi, ma sicuramente bravi e risparmiosi anche loro, auguriamoci che questo mix ci dia la possibilità di rimettere in moto un'economia che, tolte le grandi aziende, forse in provincia è un po' sofferente.